Siamo con Fabio, Dove siamo? Dillo tu. Siamo in una strada principale della città di Brera. Questa è una strada piena di negozi e qui abbiamo aperto a dicembre il nostro punto di vendita. Ce lo mostri? Raccontaci come funziona. Allora, praticamente, intanto questo qui quando c'è una bella giornata si apre tutto e quindi abbiamo un'entrata secondaria. L'entrata principale è qua. Spiegava che è arrivato in questa città perché la figlia studiava qui Sì. e si sono accorti in famiglia. Dimmelo tu. Che mancava un punto di gastronomia all'italiana. E questa è la tesi di suo figlio. Sì, sì, bravo. Lei ha studiato International Management Hospitality e il suo progetto di tesi era proprio questo negozio qui che abbiamo realizzato. Raccontava Fabio quando hanno detto Allora, la tesi, a questo punto realizziamo. Sì, la tesi funziona. A un certo punto abbiamo deciso di applicare proprio quello che lei ha studiato durante la tesi. No. Ciao, Dove siamo, Chiara? siamo a Breda, Paesi Bassi, in Limone. In questo punto qui nell'entrata volevo spiegare, viene fatto tra poco un cancello e in questo cancello qua metteremo la frutta e le verdure esposta e metteremo qua anche delle ceramiche siciliane. Quindi poi uno entra di qua all'entrata di Limone, entri e vai a sbattere davanti al bar dove tu puoi chiedere un aperitivo o un caffè espresso e ordinare un cannolo della pasticceria siciliana in questo caso. Cannolo siciliano, anche i piccolini, cannolicchi. Il cannolo da dove proviene? Dove vengono? Di Catania. Allora, spiegaci il concetto. Qua cosa Sì. succede? Qua abbiamo olio di oliva, l'agromonte, mi piace tanto. C'è la parte annessa dove si possono comprare i prodotti Sì, italiani. Sì. Qua il coso salato e lì abbiamo le cose dolci, come le torrone, cantuccini, biscotti italiani. Quanto pesa il fatturato complessivo la parte shop, la Ma parte diciamo, la negozio? parte dello shop copre comunque un buon 35%, che non è da sottovalutare, grazie anche ai vini. Comunque, vino e olio sono cose importanti. Poi qua abbiamo l'inizio della gastronomia con la parte dei salumi, l'affettatrice, qui poi un giorno apriamo anche il parmigiano, un bancone lungo 6 metri, iniziamo quindi con la salumeria, i formaggi, di cui anche le mozzarelle fresche, la burrata, i pecorini, i formaggi di montagna, un po' di antipasto, offriamo anche un po' di salsiccia fresca dalla Toscana in questo caso e della pasta fresca e qui abbiamo la parte del bancone con la gastronomia pronta. E questa è la nostra parte di trattoria. Facciamo ogni giorno paste fresche, pollo, scaloppine, la parmigiana. Questa gastronomia pronta viene praticamente offerta sia per la sala degustazione del ristorante ma anche alla funzione del takeaway. Quindi la gente entra, compra, si porta. Sì, tu praticamente entri, una volta che stai là seduto e finito di mangiare, hai mangiato bene, poi tu paghi, esci e ti blocchi qua perché dici ma io ho mangiato bene, compriamo qualcosa per stasera o per domani e poi vai dagli antipasti, vai al formaggio, vai al somiglia e poi pensi di uscire, invece no, vieni bloccato perché abbiamo anche i cannoli per il dolce. Da uomo di marketing non mi Certo. sfugge che la parte espositiva è un percorso obbligato. È molto importante. Ed è un percorso obbligato. Qui invece abbiamo l'angolo dove si preparano i panini, delle piccole feste, dove lui è Giorgio. E qui abbiamo una sala con una quarantina di posti a sedere. Praticamente dalla mattina alle 11 fino alle 6 di sera, 7 di sera è sempre pieno. Quante persone lavorano qua in questo E in questo ristorante? momento siamo 12. Cioè, però gli impiegati totali sono di più. Tra l'altro mi spiegavi che nonostante hai la domanda per il pomeriggio, sì, per però ora per aprire chiudete. la sera devo assumere altre 10-12 persone, sì. E anche qua c'è la cantina è particolare perché io posso comprarmi le bottiglie e portarmele a casa oppure Sì, possiamo aprire e mettiamo qua in sala. Questo mi piace tanto, così possiamo offrire tantissimi tipi di vini. l'hai aperto Da 3 mesi adesso. da 3 mesi. Sì. Nuova. Ma siete molto bravi perché è bello pieno. Noi siamo qua da 2 ore ed è stato sempre pieno. Sì, siamo sempre pieni, però anche adesso è sabato. E com'è fare questa attività di impresa collegata con l'Italia, che è il tuo paese di origine? Tu sei italiano. No, è bellissimo da fare perché in Olanda tutte le gente ti piacciono il cibo italiano. E tutti sono felici, anche noi. Quale parte della Sicilia sei originario? Mio papà è di Siracusa, io sono cresciuto qua a Delft, però sono metà siciliana, metà olandese. E ogni tanto torni in Sicilia? Sì, certo, ogni estate. Poi Com'è questo tuo ritornare in Sicilia, tornare a casa? La senti casa Sì. tua, la Sicilia in qualche sì, modo? certo. Però mi sento per davvero metà olandese e metà siciliana. Cioè, quando sono in Sicilia sono felice, mi fa tutto, non lo so come puoi dire in italiano.
No, mi sento a casa, sì, sono troppo felice quando sono là. Grazie. Grazie a voi. Complimenti. Grazie.